È complessivamente una popolazione che sfiora i 158.000 abitanti, quella interessata dal voto amministrativo di domenica e lunedì sul territorio della città metropolitana di Venezia. 11 i comuni che vanno all'elezione del sindaco e al rinnovo dei consigli comunali, di cui uno solo supera i 15.000 abitanti. A Chioggia, che con i suoi quasi 50.000 abitanti rappresenta il secondo centro del veneziano per popolazione dopo il capoluogo, nel caso nessun candidato sindaco raggiungesse il 50% più uno dei voti, sarà necessario un turno di ballottaggio tra i due candidati che hanno raccolto il maggior numero di preferenze. Gli altri comuni al voto nella città metropolitana di Venezia sono Campolongo Maggiore, Caorle, Cavarzere, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Musile di Piave, Quarto d'Altino, San Michele al Tagliamento e Vigonovo. Per votare occorre esibire al presidente di seggio la tessera elettorale personale e un documento di riconoscimento. I seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. A causa del Covid, le operazioni di votazione si svolgeranno nel rispetto delle modalità operative e precauzionali dei protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal governo. L'eventuale turno di ballottaggio avrà luogo nei giorni 17 e 18 ottobre.